Buongiorno. Oggi prepareremo delle code di gamberi pastellate alle mandorle. Per fare questo piatto abbiamo questi ingredienti: farina, uovo, acqua, sale, i gamberi e le mandorle. Andremo a preparare una pastella semplicemente con un po' di farina, un po' d'acqua quanto basta e un uovo, creando così una pastella più o meno densa, non troppo liquida. Intanto prepareremo anche delle mandorle e le passeremo a triturare anche in un semplice mix. Andiamo ora alla preparazione del piatto. Perché ci avete tante scontentezze? Pietro rispose Soro, e con pazienza. Capisca gente, signore, e aveva l'abbondanza. Quindi andiamo a prendere le nostre code di gambero sgusciate, al quale lasceremo l'ultima falange del guscio, compresa la coda, e le andremo a bagnare nella nostra pastella in questo modo. A sua volta le passeremo nella granella di mandorle, così come vedete. E le ricchezze si porta la demugna. E la corsa, so pronte per la corsa le berrette, con le carrozze pronte sui cappelli. San Pietro una via la partenza, e qua arriva lo prema l'abbondanza. Partono avanti a volo le cappelle, con le carrozze ranne a sie cavalli, le femmine vestute e capelliccia, la cipria e lo giocconta la faccia. Sono pronte tutte tisi e tutte serie, armate fino ai denti cavaliere. Non tu scherza, non tu suona, non tu rire, c'è lo rischio di rilassare lo potere. E berrette caricate di marazzi. Andiamo a cuocerle. Per cuocerle abbiamo bisogno di una padella e abbondante olio di seme di arachidi. Quando l'olio sarà ben caldo, immergeremo le nostre code a friggere nell'olio caldo. Con la chitarra a fare serenate, con i bastoni fa lo picchiarietto, che buono che non stando a sciccarietto. E si capisce, i cappelli sono avanti, che pensieri mai non hanno le perbante, ma le recupero. A questo punto i gamberi sono cotti e ben rosolati e li andiamo a sgocciolare sempre su un foglio di carta per assorbirne l'olio. E le berrette uomini di cuore, spesse volte le devono aiutare, ma una volta A questo punto andiamo a impiattare il nostro gambero pastellato alle mandorle. passano le berrette piere piere, che invece davanti devono arriere. E a così, con l'aiuto delle berrette, i cappelli arrivarono ritte ritte, fuori i primi a trovare la montagna e si portarono tutta la cuccagna, tutto l'oro, tutte cose più preziose. Il piatto è pronto. Buon appetito! Sfarzose, s'allapparo.